parlare? È da maggio che non eravamo in una diretta streaming a tutti gli effetti col commento, visto che comunque per il torneo quadrangolare abbiamo voluto comunque regalarvi una diretta streaming per chi non era presente all'Arena Biancorossa. Quindi noi abbiamo fatto una bella stagione la scorsa, dove avevamo chiuso al terzo posto i playoff. Quest'anno è stata... Che bello, mi è tornato il ritorno, che bello. Quest'anno è stata una squadra rivoluzionata, nuovo allenatore, nuove giocatrici, ma sono sempre pronte a dare battaglia nel bene e nel male, anche in un girone più complicato rispetto alla scorsa stagione. Amici sportivi, buonasera e bentrovati da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dalla palestra delle scuole elementari Manzoni di Torino. L'incontro odierno vede il Volley Parella Torino contro la Rotoblas Volano Volley. Allora, come ho detto, è stata un precampionato pieno di rivoluzioni, delle buone amichevoli, tante le novità nel fronte dello staff e non solo, direi. Infatti dovete sapere che dopo, sul parte degli allenatori, abbiamo due nuovi allenatori. Fabio Tisci, primo allenatore, una delle ultime esperienze che ricordiamo è sicuramente quella a Volta Mantovana, e Simone Gualtieri, tutti e due che vengono dal centro-sud e dal sud. E il nuovo dirigente accompagnatore della società è Alan Berloffa, che quindi dopo 5 stagioni da responsabile streaming ha deciso di intraprendere questa nuova strada. Un saluto anche alla regia, è doveroso salutare anche Fabrizio Saba, che anche lui non è più tra noi al momento nella squadra, ovviamente, non è andato all'altro mondo, ci tengo a precisarlo, ovviamente. Quest'anno ad affiancarmi, nonostante l'anno scorso comunque ha fatto qualche apparizione alla regia, a affiancarmi quest'anno ci sarà Silvia Briani, che saluto, che è proprio qui vicino a me, ovviamente, pronta a non mancare del suo supporto alla squadra e spero soprattutto a me, perché ho un po' il terrorino, perché è la prima volta che ci conosciamo. Ecco, mi iniziano già a tremare i polsi, infatti. Allora, la nostra nuova squadra vede, vi ho già detto, la parte dello staff tecnico. Adesso dovrebbero entrare le due squadre in campo. Il Volley Parella Torino, che schiera una divisa rossa, pantaloncini violetti, e il Libero invece ha una casacca viola con pantaloncini gialli, mentre la nostra formazione è il classico bianco-rosso, quindi maglietta rossa per la squadra e bianca per la formazione del Libero. L'incontro odierno sta per cominciare. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Gianluca Fumagalli della sezione di Cremona, spero che non abbia cambiato sezione per il momento, assistito dalla seconda, che è la signorina anche si può dire, Elisabetta Zuccotti della sezione di Milano. Intanto che le squadre stanno per schierarsi, vi leggo subito velocemente il nostro roster, che forse per chi non si è sintonizzato dall'inizio della diretta non avrà visto il video. Abbiamo col numero 2 Jessica De Val, la nostra capitana centrale. Aurora Pergem, che viene dal nostro vivaio, schiacciatrice 2007. Svetlana Longa, schiacciatrice numero 4. Maltide Maines d'acquisto, schiacciatrice 2001. Martina Bortolotti numero 7, palleggiatrice 2003. Ludovica Martinez-Volskis, numero 8, centrale 2005. Linda Giugovas, schiacciatrice 2000, numero 9. Il numero 10, il libero Isabella Monaco, 2001. Il numero 11, la centrale 2003, Giuditta Romano. Lara Ronza, anche lei viene dal nostro vivaio giovanile, libero 2008, più in particolar modo dalla pallavolo listana. Carlotta Petrusiello, numero 13, il nostro toro, opposto 2001. Laura Bortoli, numero 14, la nostra palleggiatrice, la veterana della squadra, classe 1996. E a concludere il roster Camilla Ferrari, numero 15, schiacciatrice 2002. Allora, cerco di vedere bene qual è la formazione che ha schierato il nostro Fabio Tisci. Dovrebbe essere nei ruoli di centrali De Vale e Martinez Volskis, nel libero e Isabella Monaco. Carlotta Petrusiello, il nostro opposto. Lala Bortoli, palleggiatore, le schiacciatrici, se vedo bene, dovrebbero essere Camilla Ferrari e Linda Giugovaz.
se non vado errato, sì, confermo. Invece la formazione del Volley Parella Torino al libero Silvia Sormani, la numero 23 Giulia Macagno, la numero 7 Chiara Caschino, o la numero 4 scusate, forse era la numero 4 Giada Guerra, poi Angelinetta, centrale 97, Valentina Angelinetta, e ok, si è piombato un po' di silenzio. Sofia Gardogno 10 e col 9 Beatrice Perfetto. L'altro centrale che al momento è fuori, perché ovviamente c'è il libero in campo, è la numero 18 Ludovica Tullio. E allora inizia la nostra stagione. Macagno batte il servizio, Isabella Monaco riceve Bortoli. Tentativo con tocco di Giuditta Romano che non c'è, quindi primo punto della stagione firmato dal Volley Parella Torino su un scusate, attacco out. 1-0, ancora Macagno al servizio. Battuto, ha ricevuto Ferrari. Ancora Romano e stavolta il punto è vincente, primo punto della stagione della Rotoblat firmato da Giuditta Romano. 1 pari. Giuditta Romano, l'autrice del primo punto della nostra stagione, al servizio. Vediamo Romano adesso, che batte. Riceve il libero Sormani. Tentativo d'attacco di Beatrice Perfetto, che sfruttando il muro di Ferrari indirizza la palla nel lato laterale destro della nostra postazione. 2-1 per il Volley Parella Torino. Valentina Angelinetta al servizio adesso per la formazione torinese. Vi ricordo a chi non la conoscesse che è cresciuta nel vivaio della Val Chiavenna, allenata da un grandissimo allenatore, Ivan Iosi. Attenzione, Monaco, attacco di Camilla Ferrari, 2 pari. Niente da fare per Angelinetta, 2 pari il punteggio. Sì, sì. Carli. Ha ricevuto Macagno. Se arriva Giugovas. Forse per free ball, ma Martinez Boschi firma il terzo punto della Rotoblat. Guarda lì, Fabrizio c'è alla fine. Ovviamente a fare il tifo per noi ci sono due nostre vecchie conoscenze della scorsa stagione, il nostro dirigente Romano Matricardi e Fabrizio Sava che ci ha raggiunto al palazzetto. Macagno attacca, ma c'è la difesa, se ho visto bene, di Giugova. E poi c'è l'attacco vincente di Camilla Ferrari. 4-2 il punteggio. Siamo sul 4-2. Al servizio ancora Carli. Battuto il servizio, riceve Sormani. Attenzione, Bortoli. Monaco alza per Carli che attacca. Carli attacca ed è attacco vincente, mani out. 5-2 dalla Rotoblat nel corso del primo set in questa stagione. Pronta ancora Carli al servizio. Servizio battuto. Riceve Macagno. Tentativo d'attacco che si spegne in rete di Perfetto. 6-2 il punteggio. Pronta Petrussiello al servizio. Vediamo se l'allenatrice chiama il time out. Che fa un po' delle movenze in stile Luca Parlatini. Servizio di Carli, riceve Macagno. Palleggio di Guerra. E c'è l'attacco vincente di Perfetto. Firma il terzo punto per il Volley Parella Torino. Un buon break della Rotoblat che dopo un iniziale 2-1 ha fatto un bel break di 4 punti prima di prendere questo punto. Servizio di Gardogno. Ferrari attacca. Per la difesa di
Macagno una mano, attacca perfetto, difende Monaco. Bortoli al centro, attacca. Djugovac ci prova. Non ci arriva però la difesa di Parella Torino, che la manda sul palo di sostegno della rete. 7-3 il punteggio. Vedo una Silvia Briani molto, molto energetica in questa sua prima giornata ufficiale da regista e responsabile streaming. Ludovica Volskis. Non, ottavo punto Rotoblast, sì, 8-3. Allora, siamo pronti, vediamo. Ancora 8-3, ok. Camilla Ferrari a servizio per la formazione biancorossa di Fabio Tisci. Riceve, perfetto. Attacca Macagno, out l'attacco di Macagno. Nono punto, scusate, per la Rotoblast, che adesso si prende 6 punti di vantaggio. Ok, Camilla Ferrari al servizio. Riceve al numero 12 Berghese. Prova attacco, però c'è la difesa di Monaco. Ferrari Muratta. Stava per fare la Bortoli a salvare. Ci sta comunque. Allora, quarto punto per Torino. Mi prendo la multa per suoneria attiva. Perfetto, riceve. Bortoli. Scusate, perfetto, aveva attaccato, scusate. Macagno difende. Centro. Perfetto. Bortoli. Djugovac. La palla si spegne in rete. Punto 5 per Torino. Beatrice Perfetto al servizio. Battuto. Servizio è out. Sì, confermato dal primo arbitro. 10° punto per la Rotoblast, 5-10. Allora adesso dovrebbe battere il centrale adesso, perché vedo Isabella Monaco lasciare il campo, quindi al servizio va Linda Djugovac. E scusa, Ludovica Martinez Boschi. È l'emozione della prima volta, ragazzi. Devo conoscerle bene. Forse Barbara Medici chiama il timeout. Sì, sponsor. Perfetto, la prima gaff della stagione è stata fatta. Non sono pronti gli sponsor, quindi torno a parlare. Vediamo, tanto prima partita, anche se mi sgolo e resto senza voce, chi se ne frega. Beh, l'emozione ci sta. Silvia, ci sta a parlare forte con tutto il chiasso. Sì, ovviamente a fine set ce le abbiamo. Dai, le gaffe della prima partita ci stanno, guarda. Parlo forte, tanto io penso sempre di avere il pubblico che mi batte addosso. Allora, ricomincia, rientrano le squadre in campo, 11-5 il punteggio. Siamo sul... I commenti che mi piace leggere. Caterina Migliori, un saluto a te, Kate, e anche al nostro scoutman Andrea Zeni, che non è presente. Riesce il miracolo alla Rotoblast. Vediamo di sfruttare questo salvataggio. Djugovac, muro! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. No, il problema è che io se gli parlo sopra non c'è l'audio, quindi dobbiamo inserirlo quando lo facciamo alle prossime partite. Allora, il muro vincente di Linda Djugovac, servizio di Giuditta Romano. No, scusate, di Ludovica Martinez Boschi. Lalla Bortoli! Lalla Bortoli, 12-5! Scusate, 13-5, scusate. C'è un po' di ritardo nel tabellone, quindi... Allora, Ludovica Martinez Boschis al servizio. Battuto a pallonetto. Riceve Macagno. Prova l'attacco Berghese, ma l'attacco si spegne out. 14-5 per la Rotoblast, che al momento
La carica di Silvia Briani. Mi mostra i pugni davanti alla faccia. Ho sempre il terrore che mi arrivi un pugno in faccia. Attenzione, va a pestare la linea di fondo Martinez Voskic. Ovviamente un'infrazione che è punibile col fallo. Calcio di punizione. Mi sono spostato al calcio adesso. Servizio in favore di Torino con Chiara Bergese, scusate. Poi difficoltà la ricezione, Bortoli alta, Carli prova a attaccare ma viene murato. Bortoli subito! Secondo punto di Bortoli, alla stessa maniera tra l'altro, non pronta la difesa di Torino. Chiama il timeout Barbara Medici. Secondo timeout quindi, allora... Situazione molto particolare che mi metto a parlare, devo essere onesto, sono troppo abituato a urlare sponsor, battere una mano sulla spalla e dire andiamo con gli sponsor. E invece mi tocca parlare. Comunque Alan Berloff, anche se non è qua il dirigente adesso per la nostra B1, comunque insieme a Silvia Briani comunque cura ancora la parte streaming, quindi sembra che adesso lui si sia distaccato completamente da me e dalla diretta streaming, però è ancora con noi, anche ancora qui. Allora, sono già rientrate le squadre in campo, siamo 5-6, scusate. Lalla Bortoli, vedete, 3 mesi senza commentare, sono completamente arrugginito. Pronto il tutto, prova l'attacco, perfetto, ma la palla si spegne in rete, 16-6. Ancora Lalla Bortoli al servizio. Diamo il servizio di Lalla. Battuto. Riceve Maccagno. Guerra. Maccagno attacca Murata. Rischiata una portata. Esatto. 17-6. Quindi per la Rotoblast. Mi stavo per dire, non premere il muro. Allora, aiuto. Il servizio va ancora Lalla Bortoli. 17-6 il punteggio qui alla palestra elementare di Alessandro Manzoni a Torino. 18-6. La Rotoblast nel corso di questo primo set, devo anche dire, buoni attacchi della Roto, ma anche un po' di disorganizzazione nella metacampo torinese, almeno in questa prima parte di set. Prova l'attacco Maccagni, impallonito, ma c'è la difesa della Rotoblast. Attacca Giugovat, difende il libero Sormani. Attacca Maccagno, ma c'è la difesa ancora della Rotoblast. Attacca Carli. Ancora Carli. Stavolta con l'ausilio del muro. Pallonetto puro di Giuditta Romano. Monster block, monster block, monster block, monster block, monster block, monster block. Per la 30, ok. Allora c'è stato un cambio, uscita la numero 4 Giada Guerra per la numero 30 Arianna Marino, quindi palleggio per palleggio, quindi per provare a muovere un attimo, forse per dare indicazioni, perché la vedo fuori dalla vostra inquadratura, ma io la vedo che sta dando delle indicazioni, quindi servizio out, telecamera salva. Sì, la telecamera un po' bassa in una posizione un po' particolare. 7-19 adesso. Marino al servizio. Battuto. Riceve giù Ugovas, forse un po' lunga, no, ci arriva Lalla. Ugovas pallonetto, difende perfetto. C'è la free ball di Marino. Ferrari provato un attacco un po' strano, però siamo 8-19, ci può stare anche un errore di questo tipo in uno. Ovviamente l'importante sarebbe non mollare la concentrazione, perché basta un attimo. Out forse il servizio, però Giugovas preferisce prenderla. Prova ad attaccare, ma c'ha la murata, che però Carli ha intercettato. Giugovas però concede una free ball. Attacca
Garzogno, ma c'è stata comunque la difesa della Rotoblast, stessa parte di Torino. Oh, forse ha toccato la rete. Probabilmente deve aver toccato la rete. Attacca Djugovac. Marino. Attacca. Ah! E c'è il punto. Posso dire, se veramente c'era l'invasione, è stato meglio così. Portadocchio poteva starci l'invasione. 9-19. Mariana Marino. Battuto. Riceve Djugovac. Bortoli al centro. Attacca. Ma Romano. Giudita Romano. Punto numero 20 della Rotoblast. Allora siamo 20-9. A servizio Linda Djugovac per la Rotoblast. Battuto. Di poco out. Pochissimo, però è out. 10-20. Giulia Macagno al servizio. Battuto. Riceve Romano, lunga la palla. Attacco che passa di Garzogno. 11-20. Ora 11-20 il punteggio. Ricordiamo che il Torino ha già usato i suoi 2 time out, quindi Barbara Medici non può più fermare il gioco se non per i cambi. Mentre Fabio Tisci li ha ancora tutti e 2 a disposizione. Attacca ma Ferrari. Punto vincente. 21-11. Allora il servizio va Giudita Romano. Servizio battuto sul libero Sormani. Poi ha provato l'attacco Angelinetta, ma è accettata la difesa. Carli passa l'attacco. Carli 22-11. Attenzione. La Bortoli. Incomprensione tra Ferrari e Djugovac. 12-22. Pronta Valentina Angelinetta. In servizio. Battuto. Riceve Ferrari. Un po' in difficoltà la ricezione di Ferrari. Prova il pallonetto. Attenzione in 2 sulla palla. C'è però la free ball. Vediamo se riusciamo a sfruttarla. Bortolo, centro. Ha provato Martinez. E c'è il tocco. Chiamato il tocco dal primo arbitro. No, infatti ha detto. Sì, è nostro. 23-12. Carli al servizio. Battuto, riceve Sormani. Prova l'attacco Bergese, ma c'è la difesa della Rotoblast. Djugovac a 2 mani, un po' telefonato per... Prova Bergese, che bomba di Bergese. Ferrari! Camilla Ferrari! 24-12. Adesso c'è la palla set per la Rotoblast. No. Sono tirato una gomitata. No, perché ti ho fatto... Carli al servizio. Riceve perfetto. Attacca Bergese. C'è la difesa della Rotoblast. Ferrari.
attacca Morata, ma salva il rotto della cuffia. C'è l'invasione di Torino, quindi finisce qui il primo set, 12-25. L'inizio migliore non lo potevamo chiedere. Allora ci prendiamo la pausa per il secondo set. Adesso linea di sponsor. Sì, è finito. Di nuovo in diretta dalla palestra delle scuole elementari Manzoni di Torino. 1-0 il punteggio per la Rotoblast nel corso della partita odierna. La prima giornata. Djugovac, primo servizio out. Quindi primo punto in favore del volley Parella. Servizio in rete, se ho visto bene. Uno pari. Scusate però, perché io sto facendo 5.000 lavori, dovete sapere. Social media manager, grafiche, interviste, proprio di tutto. Servizio di Giuditta. Oh, ma Giuditta ad arrivarci non ci riesce. Secondo punto per il volley Parella Torino. 2-1 il punteggio. Vediamo il servizio di Gardogno. Però c'è subito la free ball che Torino non riesce a sfruttare perché la spara in rete proprio la spara la compagna in rete in realtà. 2 pari il punteggio. Carli al servizio. Battuto. Riceve
Valencia Carrera aveva ricevuto l'allenamento di Ferrari. Attenzione al centro, Djugovac, Murata, Djugovac. Attacca ancora Ferrari. Bergede, Murata. Ora o è un quarto tocco. Quarto tocco in realtà. Non è una murata, è un quarto tocco. 3-2 il punteggio. Porta in vantaggio la Rotoblas nel corso del secondo set. Pronta ancora Carlotta. Che attacco! Che attacco! Mani out! Che attacco! 4-2. Sono stato zitto perché non avevo il coraggio di commentarla fino alla fine. Attenzione. C'è la free ball. Djugovac. Bortoni. Ferrari. Buona la difesa. Oh, attenzione. Ancora Ferrari Murata. Stavolta Romano. Scusate, Monaco. Pallonetto. Buona la difesa di Ormani. Attacco. Out. Punto numero 5 per la Rotoblas. Una cosa che manca sicuramente senza la Briani a tifosa sicuramente sono i cori. Visto che ho origliato uno po'. Bergede Murata. Sembrava Murata, ma non è Murata. Forse poteva sfruttare un po' meglio questo attacco. Djugovac si mette una pezza. Mamma mia, questi fari sono fastidiosissimi. Mi accecano ogni volta che alzo lo sguardo. Mani out di Beatrice Perfetto. 3-5 il punteggio. Sono dei fari un po' maledetti questi quando alzo lo sguardo. Li metto sempre un occhio, ci rimetto. Servizio. L'autrice del punto, Beatrice Perfetto. Battuto. Djugovac riceve. Bortolli. Ferrari. Infrazione di quarto tocco. Peccato. 4-5. Ancora le distanze, si rifà sotto Torino. Battuto. Ferrari riceve. Martinez Volskis. La palla è in campo. Martinez Volskis. Sesto punto Rotoblas. 6-4 punteggio. Ora il servizio Camilla Ferrari per la... Fatto Camilla ha lo stesso nome della figlia della nostra regista. Attenzione. Oh, attenzione. Difficoltà in questa ricezione e anche al palleggio. Martinez Boschi, questa volta out. Un attimino di fretta, peccato non averla sfruttata. Allora, 5-6 il punteggio. Chiara Bergese per il Monaco. Bortoli. Nonostante la difficoltà del palleggio ha preferito provare a spingere di là, è stata la scelta giusta. 5-7. Ludovica Martinez Volski al servizio. Ludo batte. Ha sfiorato anche qua la linea col piede, l'ho vista. Angelinetta, attacco e c'è il tocco. C'è stato il tocco del muro, Valentina Angelinetta firma il punto del 6-7. Oddio. Servizio di Marino. Riceve Ferrari, Bortoli, Djugovac ha difeso. Attenzione. Muro di Giuditta Romano.
Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Mi devo rendere conto che è cambiato da Alan a Fabrizio, comunque restano sempre tifosi comunque i nostri registi. Quindi se mi sentirete un po' partire per la tangente potrebbe essere anche per questo. Attacco di Cardogno passa in mezzo alle mani di Carli. 7-8. Inizia a farmi paura. Servizio e Beatrice perfetto. Battuto. Riceve Giugovat. Bortoli. Petrussiello Murata. Bortoli ancora. Ancora Carli attacca. Difende perfetto. Pallonetto Monaco. Bortoli. Giugovat col tocco. Che c'è? Che c'è? Infatti ha provato a alzare le mani per dire che è auto, ma dopo l'ha confermato il tocco comunque anche la giocatrice di Torino. Buon fair play comunque tra le due formazioni, comunque sui tocchi a confermarlo. Giugovas, servizio, riceve Sormani, pallonetto, tentato. Carli che, mamma mia, fortuna che è scivolata e basta, perché non gli ho visto fare un bel movimento con quella caviglia. Crociamo le dita, ovviamente. Attenzione, c'è un cambio per Torino. Esce Valentina Angelinetti ed entra Giulia Crosetto. Quindi prova il servizio a mettere una schiacciatrice e leva una centrale per il servizio, ovviamente. Servizio battuto. Monaco riceve Camilla Ferra. Mari! Mamma mia che tantam. Ho fatto in tempo a vedere l'attacco e poi bum bum bum. Dove è andata? Giudito Romano il servizio. Battuto. Ricevuto a Carrera. Vai il palleggio. Torino. Volano ringrazia. 11-8. Ragazzi, devo essere onesto. Siamo al secondo. Siamo a circa quasi la metà, un quarto di secondo set. Però posso dire che non ero talmente abituato a parlare che inizio già. Esatto, quindi potrei essere stanco. Potrebbe succedere che magari dovrò già chiamarlo al quarto set all'ambulanza. Visto che di solito sono abituato al quinto. Muro di Martinez Boschi. Anche Ferrari mura, però Torino rimedia subito. Bortoli, forse lunga. Martinez Boschi! La Ludo! 12-8. Ragazzi, questa è la prima giornata. Ne mancano ancora 20. Dopo questa ne mancano ancora 25, eh? Forse 24, dai. Magari una non la facciamo, però. Perché è ancora in dubbio, però. 25 sicure. Io non so se ci arrivo. Out. 13-8. Arriverà il time out da parte di Barbara Medici. Eccolo qua, infatti. Dicevo, prima giornata. Già dopo un set e mezzo io sono già cotto. Magari le prossime volte tenterò di parlare tutta la settimana, che così magari riesco ad accumulare il carburante necessario per quando urlo almeno. Perché tra il pubblico, una regista tifosa. Non mancavano i registi maschi tifosi. Adesso abbiamo la regista tifosa. Però vabbè. Devo mettermi l'anima in pace. Però il problema è che quando ci sarà da protestare magari lì sarà un po' pericoloso. Lo spero. Lo spero. Perché sennò dopo perdo anch'io le staffe. Il problema però è che dopo la federazione manda a me le lettere di richiamo. Esatto.
Vabbè, purtroppo l'adrenalina la si sentirà sempre. Giudita Romano batte il servizio. Sormani. Provala. C'era arrivata Giudita Romano, ma non è riuscita ad alzarla per il possibile arrivo di una sua compagna. Nono punto per Volley Parella Torino. Ovviamente tra le figure del nostro staff medico quest'anno abbiamo fisso come fisioterapista Gilberto Vignola e ovviamente il nostro vice allenatore è anche il nostro preparatore atletico. Quindi a livello preparazione e magari fisico siamo abbastanza in buone mani nell'arco di tutta la, oltre che nell'arco di tutta la settimana, anche nell'arco della partita. Vediamo il servizio di Carli. Batte. Riceve Sormani. Prova l'attacco, ma è out. Attacco out di Torino. Non ho visto bene di chi era, quindi per quello mi sono limitato a un attacco out Torino. 15-9 in favore della Rotoblast. Batte Carli. Ancora riceve Sormani il servizio. Prova l'attacco. Garzogno però. C'è la buona difesa di Torino. Ottimo muro su Ferrari da parte del Torino che ci mette una pesta. Tisci fa il gesto della mano rotante per dire prossima, prossima, andiamo avanti. Il servizio e Beatrice Perfetto. Battuto il servizio. Djugovac ha ricevuto. Attacca al centro Martinez Voskis, però c'è la difesa con l'ausilio anche del muro. Fortunata qua Beatrice Perfetto che il nastro l'aiuta a deviare il colpo. 11-15. Ovviamente un saluto li mando anche ai miei amici Emanuele Ioriatti, detto Ioratti da me, e Jacopo Marchiorri, detto Melchiorri da me, perché si chiama a vicenda sui cognomi, voglio essere chiaro. Saluto anche loro ovviamente. Ci vediamo ovviamente a Volano, che lì sicuramente ci sarete. 16-11, ovviamente la novità di quest'anno è che le trasferte saranno molto ma molto lunghe, tutte in Lombardia e in Piemonte soprattutto. Eccezione fatta della Sardegna, quando si andrà a Palau. Per Murone! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 17-11, c'è il time out richiesto sempre da Barbara Medici. Che situazione strana, sto continuando a parlare invece che dire. Comunque è solo temporaneamente che non vendiamo i mini spot. A partire dalla prossima giornata proveremo a essere pronti anche con i mini spot. Però ovviamente non è un modo per mancare di rispetto a voi sponsor, ovviamente, che siamo grati che ci state, che ci sostenete veramente. Però per il momento abbiamo pronto solo. Sì. No, lo so. Devo dire, comunque vi mandiamo in diretta comunque, ovviamente alla fine di ogni set, ma soprattutto nell'angolo in basso a sinistra. Corrono tutti. C'è una free ball trasformata in punto. Non è preparata la difesa del Volano. Bisogna tenersi pronti. Attenzione, c'è un cambio. Rientra Valentina Angelinetta ed esce la numero 11. Sì, Giulia Crosetto. Quindi rientra Angelinetta per Crosetto. Chiara Bergese al servizio. Servizio battuto. Riceve Ferrari. Monaco. Al centro. Prova l'attacco. E ci riesce. Torino. 13° punto per il Volley Parella Torino.
battuto, Monaco riceve, l'aborto di centro, Ferrari, difeso, Garzogno. Tacco è out, sì. Quindi 18° punto per la Rotoblas. Ludovica Martinez Voskic al servizio adesso. Battuto. A campanile. Prova Torino. Scusate se non riesco a dirvi i nomi delle giocatrici di Torino, ma da dietro la rete sono illeggibili i nomi. Facevo anche fatica con quelli di Volano. Poi tra l'altro è complicato anche perché entrambi hanno lo stesso colore di maglia, il rosso, quindi è un po' difficile anche leggere bene i numeri. Ariana Marino al servizio. Battuto. Riceve Ferrari. Bortoli. Giugovas! Linda Giugovas! 19-14. Che bomba di Giugovas. Al servizio la nostra palleggiatrice Lalla Bortoli, capitana attuale della nostra formazione, dovrebbe essere Linda Giugovas, visto che Jessie è fuori, adesso dovrebbe essere, se ricordo bene dalle interviste doppie che avevano detto Linda e Jessica perché sono le nostre capitane, quindi esatto, perfetto, me lo conferma la nostra regista. Muro! Sì, Muro vincente. Però Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. ancora giocando, quindi per quello detto. Allora, fischiata la doppia, non è Muro di Romano, però dai, glielo possiamo comunque calcolare bene. Bortoli ha servito. Ci ha provato Bortoli. Non ci è arrivata per un pelo. Cioè, ci è arrivata ma non è riuscita ad alzarla per le proprie compagne. 15-20 per Torino. Sì, per Torino. Regalo il set a Torino adesso. Che bravo che sono. 15-20 Volano. Hugo Watt! Hugo Watt! C'è un cambio. Entra Giulia Maccagno ed esce Ariana Marino probabilmente. No, scusate, Alessia Carrera esce. Pronta Giugovas. Riceve sempre Sormani. Prova attacco per Gese stavolta. No, scusate, Garzogno, questa volta il soffitto lo tocca. Servizi su Romano. Monaco, scusate. Ferrari. Opla! Ferrari salva la situazione. Giugovas attacca. Alza Garzogno. Ci prova perfetto. Buona difesa della Rotoblas. Prova a attaccare Ferrari, ma c'è il muro. Primo time out per Fabio Tisci della partita e della nostra stagione anche. 17-21. E insomma, rispetto a un primo set che è stato abbastanza in controllo da parte nostra, adesso Torino diciamo che sta iniziando a venire fuori. Ovviamente per la nostra sfortuna, diciamo.
Quindi per lo spettacolo sicuramente è una bella notizia. Allora ci siamo, sono rientrate le squadre in campo. Valentina Angelinetta al servizio. Il punteggio di 17-21. Serve su Ferrari. Bortoli. Lato Carli. Carli che viene difeso da Marino. Pallonetto. Salva Lalla. Carli, Murata. Attenzione. Monaco. Ferrari. Con l'ausilio del net però viene sicuramente smorzato un po' il suo attacco. Garzogno. Ferrari. Murata. Se pronuncerà un terzo set. Romano! Giuditta Romano, 22-18. Insomma, comunque... Pronto al servizio. Giuditta Romano, l'autrice dell'ultimo punto. Si fa sentire i tifosi di Volano adesso. La palla è out. Non c'è il tocco del muro. Secondo me le nostre chiamavano più un tocco che la palla in campo. Fabio gli ha detto che era di poco così. Servizio. Garzogno. Bortoli. Carli. Palla in rete. 23-19. Pronta Carli al servizio. Allora, Carli al servizio. Petrucciello, servizio battuto. La palla è out. Peccato. Stiamo provando le soluzioni lontane. Però si tengono sempre di un pelo out. 20-23. Beatrice Perfetto ora al servizio. Battuto. Riceve Giugovas. Bortoli. Ferrari, Murata, Ferrari. Sta rispondendo meglio il muro sicuramente di Torino. Una 23 adesso il punteggio. Ferrari, brutta palla. Oh, c'è. Fischiato il fallo. Fischiato il fallo, protesta del libero Sormani. Attenzione. Richiamato il libero nonché capitano Sormani. Allora Oddio, non ce la posso fare oggi, sono veramente arrugginito. Ancora un richiamo. Terzo richiamo, Probabilmente il prossimo sarà sicuramente un avvertimento col cartellino. Allora c'è il set ball. Camilla Ferrari al servizio. Serve. Battuto. Passa l'attacco di Macagno. 22-24. Allora, Chiara Bergese al servizio. Pronto, vediamo il suo servizio. Camilla Ferrari, Bortoli. Lato Giugovas. Lato Giugovas la salva. Sì, Torino salva. Romano in free ball. Giugovas.
Djugovac 22-25. Ho detto 22-25. Allora, 2-0 Rotoblas. Siamo sul 2-0. Allora, andiamo con gli sponsor e rientriamo per il secondo set. Proprio quando sta per iniziare il terzo set, siamo di nuovo in diretta. Macagno serve la prima palla del terzo set. Romano ha provato un pallonetto, ma c'è la difesa di Marino. Tentativo d'attacco di Garzogno. Ora ci prova perfetto Colmani. C'è la murata vincente della Rotoblas. 1-0. Vi ricordo che i due set precedenti sono stati vinti dalla Rotoblas con il punteggio di 12-25 il primo, 22-25 il secondo. Vediamo il servizio di Romano, servito su il libero. Provato l'attacco Martinez Boschi dall'altra parte della rete. Tentativo vincente di Macagno che vale il punto dell'1 pari. Valentina Angelinetta al servizio adesso per il Torino. È pestato la linea. Sì, l'ho visto praticamente. Era lì attaccato un metro. Non me ne voglio Valentina che è una mia grande amica e la stimo tanto, però era nettamente sulla linea. Servizio di Carli, riceve Bergese. Marino. Perfetto. Difende
Monaco attacca. Camilla Ferrari 3-1. Pronta Carli, ancora lei al servizio. Macagno. Podbilenka ci prova. Protetto. Otti. Tacco out. Devi toccare il cavo. C'è il cavo, eh? Non va. Vede va, guarda. Guarda, aspetta, devi guardare. Sono anche... Non solo faccio il telecronista, devo fare anche il tecnico qua. No, perché la telecamera è dalla mia parte, quindi devo non farla alzare. La muovo. Scusatemi, ho voluto fare un cenno di esultanza. Intanto che paravo il tiro che non andasse addosso ai nostri computer. Quindi esultanza del punto, esultanza della parata. Peggio di palla prigioniera proprio, quando la ciappavi al volo e non ribaltava e devi esultare. Camilla Ferrari al servizio. C'è un richiamo adesso a Camilla Ferrari. Anzi, gli dici di venire proprio più vicino. La palla era out comunque. 3-4 il punteggio. Tipo, quando tanto che più si tira il capo più rischia di rompersi, allora lo lascio legato corto. Perfetto, battuto. Riceve Ferrari, Bortoli. E il punto! Jugovac! Allora 3-5 per la formazione allenata da Fabio Tisci. Poi vediamo il servizio. Poi ho paura a appoggiarmi io. De Val, la nostra capitana che gioca in questo secondo set. Vergente, mani out. No, è type C mio. Perché qual è il problema? Ok. Attacca Jugovac. Disinnesca una bomba Macagno che è pronta ad attaccare. Carli ci mette una pezza sul suo pallonetto. Stati il pallonetto di Camilla Ferrari. Gardogno firma la parità. Cinque pari allora. Pronto al servizio adesso Bergese. Al centro romano. Oh, Romano. Scusate, Ferrari attacca, volevo dire Monaco aveva... Oddio che bomba! Disinnescata la Monaco. Jugovac! Linda Jugovac! Linda Jugovac! Ammazza che bombe che stanno tirando giù comunque. Ambo due i lati comunque, perché ho sentito di quei scosci sia dal libero nostro che dal libero loro.
6-5, quindi torna in vantaggio la Rotoblast. Andiamo al servizio di Lalla Bortoli. Siamo nel corso del terzo set, ricordo, terzo set di questa prima giornata di campionato. Girone A di Serie B1. Tentativo di Murata, di Giulio Covazzo che non è andato a buon fine. Ci riprova Macagno, Murata. Murata! È Murata, sì, è Murata! Settimo punto per la formazione di Fabio Tisci. Pronta Lalla. Servizio. Perfetto. Ha ricevuto. Attacca. Murata da Giugovas. Si riprova Macagno. Passa l'attacco. Col tocco che c'era. L'attacco era di, se non erro, Macagno. Servizio su Ferrari. Bortoli. Carli. Romano! Un attimo. Era troppo coperto l'arbitro. Roma! Ottimo recupero, però c'è comunque una free ball. Prova Macagno. Non c'è il tocco, no! Quindi, dopo una buona difesa siamo riusciti comunque a cavarcela con un attacco out. 9-6. Bene così, bene così. Io ho un terrore appoggiarmi col gomito sinistro perché lo sento... No, ma io ho paura lo stesso, scusa. Quindi preferisco appoggiarmi solo col destro. E Angelinetta, tutto. Troppo difficile questo. Attenzione. Romano deve alzare. Ferrari attacca. Perfetto. Bortoli. Bisogna chiamartela, bisogna chiamartela! C'è il time out chiamato da Barbara Medici. Ecco, se c'è una roba che bisogna stare attenti negli sport di squadra è proprio per evitare l'incomprensione di andare tutti sulla palla e chiamarsela. In questo caso stava pronta a correre una delle giocatrici, però c'è stato un bel urlo da parte, credo, se non erro, di la Bortoli, che l'ha alzata poi e quindi poi si è rimediato bene, quindi questo è l'importante. Allora, rientrano le squadre in campo. 9 a 6, 9 a 10, scusate. 10 a 6 il punteggio a favore di Volano nel corso del terzo set. Ricordo che la Rotoblast sta conducendo, come potete vedere nell'angolo in alto a destra della vostra inquadratura, 2 a 0 nel quoziente set. Pronta Linda Giugovas al servizio. Si spegne in rete il suo servizio. Il servizio va pronto. Numero 23 Giulia Macagno. Battuto. Riceve Monaco. Bortoli un po' in corsa. Attacca Ferrari. C'è la buona difesa di... Oddio!
Bell'attacco. 8-10 quindi. Con la buona difesa di Sormani. Ci ha pensato Torino. Torino non ci ha pensato 2 volte per chiudere l'attacco. C'è il muro di Angelinetta. Quindi accorcia ancora le distanze Torino. Si porta a una lunghezza dalle biancorosse. Servizio battuto. Insieme a Monaco, Bortoli. Attacco out. Questi sono errori che non si devono fare. 10 pari. Macagno. Servizio su Ferrari, che lo figlio anche del net. Attacca Ferrari. Che bomba che ha disinnescato Marino. E passa l'attacco di perfetto. C'è un cambio, esce Carlotta Petruzziello con numero 13. Ed entra Matilde Maines d'acquisto, numero 6. Vantaggio adesso a Torino che si porta sull'11-10. Palla si impegna in rete, ma secondo me aveva anche pestato la linea. Quindi va bene lo stesso, 11 pari. No, no, dico, visto che ha pestato la linea, ma comunque ha sparato in rete, dico va bene lo stesso. Prendiamo e portiamo a casa, si dice il detto, no? Romano, servizio, su Maccagno. Maines d'acquisto. E qui 2 sulla palla. Proprio quello che avevo detto prima. Riceve Romano. Attacco e out. Punteggio di 12-11 per Torino nel corso della terza frazione di gioco. Valentina Angelinetta al servizio per il volley Parella Torino. Si spegne in rete, un altro errore, doppio errore in battuta da parte delle ragazze di Barbara Medici. 12 pari il punteggio. Servizio di Giugova. No, Maines d'acquisto, scusate. Stacca. Quasi senza muro. Beatrice perfetto. 13-12. Sofia Garzogno adesso per Torino. In battuta. Partito su Giugova. Ferrari. Forse non ha colpito come voleva Ferrari, però il punto è arrivato. Camilla Ferrari al servizio. Battuto. Porter out. Attenzione. Di ball. Maines d'acquisto. Bortoli. Si prova anche un tentativo di corruzione. Ho provato col dito a dire che è in campo, però era out di poco, ma era out. Di nuovo vantaggio volley Parella Torino nel corso del terzo set. Attenzione. Maines d'acquisto. Difeso perfetto. Monaco. Ferrari.
Ferrari! Non riesce a disinnescare la bomba Garzogno. Ah no, non capivo il testo del... il testo del dire una... Ah. No, il mio problema è che anche se guardo dritto io ho una visione di 180, quasi 174 gradi. Me l'ha detto il medico quando ho fatto la patente. Ma cagno! Che bomba di innescato ancora la Rotoblast. Non ho visto chi ha attaccato. Forse la regista me lo può dire. La Linda Jugovast che riporta in vantaggio Volano 15-14. Pronta la nostra capitana, la Jessica De Wall. Bellissimo servizio. È troppo difficile questo attacco per Maccagno. E Giuditta Romano non si fa pregare con l'alla che gli serve un cioccolatino perfetto e lei al volo lo mangia e con la bocca lo spara nella metà campo bianco-rosso. Scusate, rosso-viola. Rosso-blu, dai. Ancora Jessica De Val al servizio. Battuto. Riceve. Attacca. Attacco è out. Niente tocca muro. 17-14. C'è un doppio cambio per Torino. Allora entrano. Esce allora. La numero 4 già da guerra. No, la numero 3. Vabbè, Arianna Marino, numero 30. Ed è entrata Alessia Carrera. È uscita poi la numero 10. Sofia Garzogno. Ed è entrata la 4 già da guerra. Avevo detto che era uscita, ma in realtà è entrata. Mamma mia, che casini doppi cambi, soprattutto quando sei laterale. Allora, 17-14 punteggio. Però quando saremo all'arena biancorossa sarà ancora più complicato, Perché avrò una ringhiera alta che non mi farà leggere niente. Govat. Attacco vincente. 15-17, peccato. C'è stato un leggero tocco del muro e la palla è andata un attimino out. Pronta? C'è un cambio. Chiara Bergese esce e lascia il posto alla numero 11 Giulia Crosetto che va al servizio. Allora 15-17 punteggio a favore di Volano. Al servizio però c'è il volley parallelo a Torino con Giulia Crosetto. Il secondo arbitro chiede la capitana, visto che c'è stato il cambio. Eh sì, però siccome è fuori, per noi c'è stato il cambio, ha chiesto chi fosse la capitana. Rodetto, riceve Giugovat, Bortoli. Giugovat, ha difeso Rodetto. Monaco. Dalla faccia di Monaco, appena stava per difendere, l'ho vista che sembrava complicata, infatti è stato così. 16-17. Pronto il servizio per sempre Crosetto. 16-17. Metti. Anche perché io sto continuando a leggerli da là, li sto leggendo. Ha pestato la linea, mi sa. Jugovac, Murata. Monaco. Ancora Jugovac. C'è la Murata, però risponde bene ancora la difesa di... Passa in mezzo al muro, però c'è la difesa di Ferrari. Jugovac. 18-17.
dall'aborto del servizio. Tutto su numero 9 Monaco difende. Oh, attenzione che scontro tra le due giocatrici qua. Murata però ancora giocabile. Pallonetto, difende Bortoli. Monaco in bagger, alza Hugo basta, difende perfetto. Guerra palla, ha toccato l'asta. 19-17. Sì. Oddio. C'è un time out richiesto da Barbara Medici. Allora, intanto che c'è il time out, vi rinformo che la prossima giornata, tanto che ovviamente per scopo informativo, sarà sabato prossimo, ci sarà il derby con l'Argentario all'Arena Biancorosa ore 20:30, sabato 19 ottobre. Quindi dite ai vostri amici che sono nei dintorni di fermarsi a Volano per gustarvi il derby, che sarà un gran bello spettacolo secondo me, come ogni derby, che sia di calcio, di motori, di volley, di basket. Allora, Barbara Medici ha usato tutti e due i time out. Siamo sul 19-17 con le squadre che sono già schierate sul parquet della palestra delle scuole elementari Manzoni di Torino. Attacca Carrera, attacco vincente, 18-19 in mezzo alle mani del muro. Carrera, l'autrice dell'ultimo punto, va al servizio, riceve Ferrari. Maines d'acquisto. Forse era in campo questa, a vederla dalla nostra postazione, però ovviamente la nostra postazione ovviamente non è quella dell'arbitro. 19 pari. Carrera out. Conferma out la nostra regista Silvia Briani, che l'ha vista ovviamente con la, come si dice nel VAR, on-field review. Rientrano in campo allora Macagno e Garzogno, ed escono Guerra e Carrera. Al servizio Camilla Ferrari. Jugovas? Ok, grazie. Ho la visuale oscurata da Romano, è per quello. Servizio battuto. Out l'attacco di Garzogno. Di poco. 21-19, sì, 21-19, ok. Scusate, c'è un po' di terrore. Leggo il tabellone e leggo là. E allora non so se è giusto quello di Silvia o quello di Torino. Noi sul dubbio abbiamo messo il punteggio di Torino per evitare congruanze. Monaco. Ferrari. Rinesca l'attacco. Attacco in rete di... Perfetto. Perfetto così, dai. 22-19. Scusatemi, ma dopo 6 anni di telecronaca dovete saperlo che ho sempre la battuta pronta sui cognomi io. Visto che qua Silvia si è fatta una bella risatona. E ancora Jugovac al servizio. Riceve Sormani. Passa l'attacco di Gardogno questa volta. 20-22. Opla. Allora, 20-22 per Volano.
Giulia Maccagno al servizio. Battuto. Riceve Monaco. Lì. Ferrari pallonetto. Pallonetto Camilla Ferrari. È vincente 23-20. Ma si aspetteranno svegli? Io se conosco il mio cane, appena mi vedrà entrare, tra lì. Sì. Ed è la preferita della Sara. Pallone. Ferrari. A palla. Resta nella metà campo di Volano. Non capito niente. Quasi come dire, non voglio che tu l'abbia capito. Devo capire il linguaggio di Briani qua. Per Loppa lo capivo abbastanza. Quando era il momento di risultava. Se doveva incazzarsi con l'arbitro si incazzava. Poi perdevo anche io le staffe, però. Quello è un altro paio di maniche. Angelinetta al servizio. Chiede la rotazione. Sesto cambio da parte di Torino, che adesso non può più fare cambi. Angelinetta. Bortoli. L'acquisto di Matilde Maynez. È un acquisto numero che vale aspetta un attimo. Acquistato il 24esimo punto. Ecco cosa ha acquistato. E che vuol dire? Che sul suo servizio c'è anche, incrociamo le dita, madonna che imbombo, il match ball. Servizio che Maynez d'acquisto Ferrari. E adesso posso dire una roba. Vigilio Baldessarini, il nostro presidente, ha detto: giocate per portare a casa la posta perfetta. Presidente, eccotela servita. 21-25, 3-0, prima vittoria. Mamma mia che bello. 25-21. Che dire, un inizio migliore non lo potevamo sognare. Che dire, siamo quasi alla fine di questa prima giornata, siamo quasi in chiusura. Bellissimo esordio da parte delle nostre bambine che chiudono 3-0 la pratica. Siamo veramente felicissimi, bravissime. Allora siamo in chiusura. Silvia Briani, grazie per questa prima regia. E ne avremo altre 25 da fare, almeno 24. Io vi saluto da parte di Lorenzo Minacapelli, è tutto. Grazie a tutti voi, l'augurio di una serena notte.